Nuovo plesso dell'Istituto Levi Montalcini qui al villaggio Mosè, una richiesta che è stata accettata e che quindi ora viene a compensare la mancanza di aule che da tempo chiedevate. Come giustamente lei ha detto, noi dalle primi giorni di luglio abbiamo chiesto nuovi locali perché, attesa la nostra popolazione scolastica, non ci consentiva di ospitarle nei locali, nei 7 plessi in cui attualmente siamo ubicati. Anche la capienza delle aule non era conforme alle norme Covid, quindi da subito abbiamo chiesto l'utilizzo, la necessità di avere queste nuove aule, e dispiace che qualche parlamentare siciliano magari si sia permesso di dire che in questa scuola non c'è organizzazione. In questa scuola c'è organizzazione, c'è progettazione, però magari non è stata informata adeguatamente perché, ripeto, l'interlocuzione con gli enti locali è iniziata sin dai primi giorni del mese di luglio, e devo dire un grazie veramente all'amministrazione, agli uffici, a partire dall'ingegnere Vitellaro, alla dottoressa Lumera, agli uffici tutti che si sono subito prodigati per reperire nuovi locali. Purtroppo gli aspetti tecnici, logistici non erano di facile attuazione, in quanto noi avevamo classi di ben 26-27 alunni, quindi con il distanziamento delle norme Covid ci volevano veramente ambienti molto grandi, e trovarli poi nella zona proprio del villaggio dove abbiamo ubicato gli altri plessi non era facile. Però dico, alla fine oggi riusciamo a trovare questi locali grazie anche alla ditta Navarra, che si è messo subito a disposizione in pochissimo tempo, ha dato disponibilità per effettuare i lavori. Un grazie lo voglio rivolgere veramente di cuore a tutti i miei collaboratori scolastici, in particolare alle due signore che si sono prodigate, la signora Giancola e la signora Contino, che si sono prodigate veramente per dare un aspetto piacevole e gradevole alla scuola stessa, al personale, alla mia segretaria, ai docenti tutti, che sono ognuno non risparmiandosi, perché da lunedì possiamo iniziare qui a fare lezioni regolarmente, così ci togliamo i doppi turni che, seppur non sono stati, non hanno avuto una durata lunga, solo 3 settimane, però ci hanno anche permesso di non perdere le lezioni, e quindi come tale nel giro di 3 settimane i ragazzi effettueranno adesso le lezioni regolarmente. Dico, e questo ci onora e mi onora, e credo che è la risposta migliore che abbiamo dato alle famiglie. Alle famiglie, anche a loro, ai genitori, voglio dire un grazie con veramente sentimenti di gratitudine, perché hanno dovuto sopportare queste difficoltà logistiche dovute, ripeto, all'attuazione dei doppi turni, ma da lunedì questo saranno un vecchio ricordo, e quindi soprattutto per i ragazzi che rappresentano il nostro futuro è la risposta migliore per un mondo migliore. Non vi preoccupa la situazione Covid? Stiamo vedendo cosa sta succedendo anche in Campania, addirittura hanno chiuso le scuole. Ma io dico che chiudere la scuola è il presidio fondamentale della nostra società, è normale che è inserita nel contesto sociale, e quindi come tale ne risente. Io credo che per la scuola vengano messi in atto i protocolli nella maniera più stringente e severa possibile, tant'è che non ci sono situazioni particolari, però ripeto, quando i ragazzi escono fuori dalla scuola è normale che incontrano amici, conoscenti, luoghi, però un po' diversi rispetto a quelle che sono le norme che vengono osservate con estrema precisione all'interno delle mura scolastiche. Purtroppo fuori non possiamo controllare tutti, però da quanto posso dire io, all'interno della scuola è il presidio migliore per contrastare questo maledetto virus. Speriamo tutti che ognuno abbia atteggiamenti e comportamenti responsabili, affinché tutti quanti possiamo andare avanti senza alcun problema.